Andrea Casadei, Tourism Practice Manager in Almaviva. Il nostro progetto, che è il progetto Giftive, risponde principalmente all'esigenza di poter analizzare e valutare gli spostamenti e i flussi dei turisti delle stazioni balneari di Jesolo, Cavallino Tre Porti verso la città di Venezia. Abbiamo sviluppato una serie di modelli che aiutano appunto a capire il comportamento di chi è in vacanza in spiaggia e di come si muovono e con quali motivazioni e soprattutto in quali giorni della settimana, per capire appunto in che modalità, con che orari, con che flussi abbandonano la vacanza, come dire, balneare in spiaggia per andare verso Venezia. Abbiamo scoperto dal progetto anche verso altre destinazioni che non sono necessariamente la visita nel centro storico di Venezia. I modelli che abbiamo messo in piedi con questo progetto sono sicuramente interessanti per tutte le località vacanziere balneari, ma non necessariamente solo balneari, che hanno degli attrattori importanti nelle vicinanze che portano i turisti a immaginarsi il day off rispetto alla loro vacanza per andare verso una destinazione di richiamo, che hanno bisogno di capire appunto quali sono i comportamenti, quali sono i modelli di spesa, quali sono le abitudini, quali sono le fasce orarie di spostamento e con tutte le incidenze che ci sono in termini di traffico appunto e di impatti sul territorio dove sono ospitati e quelli verso cui vanno a effettuare la loro visita.